Veritas e filologia ispirata, Girolamo, la tradizione biblica come traduzione dello spirito. È assente e ci ha mandato la sua relazione qui scritto e ha chiesto noi di leggerla. All'inizio subito scrive così: anzitutto intendo ringraziare non solo in modo formale ma in modo davvero sincero tutti gli organizzatori di questo stimolante convegno e tutti gli intervenuti. Prego di voler scusare la mia assenza dovuta alle improvvise condizioni meteorologiche che mi hanno impedito di partire. Mi pare che non ha entrerò recta via in argomento ponendo subito prosei della questione. Quando Gerolamo si confronta con la traduzione delle scritture deve affrontare la specificità della pagina che intende tradurre, già che la Bibbia non è semplicemente un testo, bensì un testo ispirato. Che cosa vuol dire tradurre un testo ispirato? E soprattutto, com'è possibile trasmettere il carisma dell'ispirazione della lingua originale a quella di approdo? Il problema che si configura è delicato, tanto più che Gerolamo aveva davanti a sé un orizzonte alquanto vario sotto questo rispetto. Da un lato, la pagina veterotestamentaria, il cui carattere ispirato transitava per la lingua ebraica della rivelazione a Mosè sul Sinai, dall'altro lato la pagina neotestamentaria, il cui carattere ispirato passava per la lingua greca e per soprammercato la pagina greca della 70, in cui tratto peculiare è di essere una traduzione ispirata, il che costituisce pressoché un unicum. Non c'è un testo ispirato, bensì una traduzione che veicola in altra lingua l'ispirazione sottesa all'originale, così come testimoniano le epistole dello pseudo-aristea Giuseppe Flavio e Clemente. Questo stato di cose accampa l'urgenza di riflettere sulle possibilità di vergare una traduzione che possa pretendere di non perdere, o almeno di non perdere completamente, la caratteristica principale, cioè il carisma dello spirito. Ma come si traduce lo spirito che rende ispirata la pagina che pervade? Sarà sufficiente tradurre il senso del testo di partenza o rimodulare con fedeltà lo stile, oppure lo spirito è relativo a qualcosa di diverso, di altro e di superiore. Già c'è evidente che la questione della traduzione così impostata doveva essere di alta importanza per Gerolamo, stante che egli, da non greco qual era, non poteva identificarsi con chi fosse per natura legato a una delle lingue della rivelazione. Ecco allora che la trasmissione del carattere ispirato, nello specifico dall'ebraico al latino, comporta un attento riesame di ciò che contribuisce a rendere ispirata la pagina sacra. Un punto di vista privilegiato, in questi termini, è rappresentato dalle traduzioni e anche dalle traslitterazioni dell'Antico Testamento nel Nuovo Testamento, poiché queste si muovono entrambe, pur con le loro fluttuazioni, sotto il comune ma differente carisma degli agiografi, come Gerolamo medesimo ha più volte a sottolineare. Di conseguenza, queste traduzioni interne alla scrittura nei suoi due canoni mostrano il caso di una dimensione interlinguistica capace di preservare lo stigma dell'ispirazione. Per ragioni di sintesi verranno qui trascelti due esempi capaci di illustrare con la loro nettezza la posizione di Gerolamo in merito, accostando Gerolamo con occhi di semitista, un approccio questo spesso negletto nella letteratura critica di argomento. Pensare alla questione dei pre-articula, cioè le preposizioni univerbate tipiche dell'ebraico. La prima occorrenza da valutare consiste in Matteo 27,46. Si tratta di un luogo celebre che impressionò profondamente, ad esempio Dostoevskij tra i tanti, che riprende Salmo 22,2. Eli, lema sabachthani. Prescindendo ora dalle varianti grafiche, le parole gesuane riferite dall'Evangelista
qui volutamente riferite senza segni diacritici, spiriti e accenti, pongono una questione centrale, poiché Gerolamo vi fa corrispondere la seguente resa latina al numero 10 della lettera 57 della sua silloge, nota per essere la sua esplicita presa di posizione in materia di traduzione. Heli lama sabachthani. L'epistola gerolamiana è stata per lo più accostata con sensibilità di latinista, molto di rado invece con approccio anche di esegeta testamentario. Qui infatti emerge una questione tutta intrinseca alla filigrana ebraica. Com'è possibile che Gerolamo abbia traslitterato con sabachthani quello che nell'Evangelista era notato con sabachthani? Intervengono infatti almeno due difficoltà. La prima è resa con sibilante o affriccata dentale del fonema incipitario SZ. Si tratta di due fonemi distinti che coprono due suoni ebraici differenti, perché solo Z può corrispondere a Zain. La seconda, ben maggiore, concerne la parte centrale del lema, che risulterebbe pressoché sincopata nella resa latina. La questione è ancora più ricca se si considera che Gerolamo conosce in altri punti del suo corpus anche una lezione concorrente, poiché, ad esempio in verso 2 e 4, scrive sabachthani, latinamente. Questa trascrizione corrisponde optimo iure alla citazione nel greco neotestamentario, ma si contrappone allo zabtani visto sopra. Come si giustificano due rese così divergenti di quello che deve essere supposto come un unico originale? Essendo le parole di un logio di Gesù, quali dovevano essere l'ipsissima verba Iesu, dal momento che non può trattarsi semplicemente di un differente adattamento fonetico di un unico medesimo originale semitico, la questione deve essere investigata, tanto più che zabtani e sabachthani risultano rimontare a due parole ebraiche diverse. La forma attestata nell'epistola 57, zabtani, non può che rimontare alla forma ebraica documentata nella recensione massoretica del Salmo, scritta con Ain, Zain, Bet, Tau, Nun e Yod. Il primo fonema, cioè il contoide ebraico Ain, col vocale oscillante rilatissima, non conosce di fatto un adeguato corrispondente in greco e nemmeno in latino e pertanto dilegua senza lasciare tracce. La radice semitica a cui riferisce è Ain, Zain, Bet, che significa lasciare, abbandonare, con piena corrispondenza sia con la traduzione della 70, Encatepes, sia con la resa latina, reliquisti. Ma se le cose stanno così, come si spiega la lezione concorrente sabachthani entrata nel Vangelo e conosciuta anche a Gerolamo, che evidentemente le dava credito tanto da citarla altrove? La forma sabachthani o sabachtanei è stata accostata, per capire, al verbo di terza het, la radice zain, bet, het, assonante con il sopracitato Ain, Zain, Bet, ma etimologicamente diverso, oltre che strano per significato, perché vuol dire uccidere, tipico del lessico sacrificale. Certamente questo senso risulta adatto al contesto in cui il nostro Signore pronuncia queste parole fissato sulla croce come olocausto per la redenzione del mondo e della storia, ma spogliato della dimensione esegetica della tipologia biblica. Non ha attinenza né col contesto originale del Salterio da cui è tratto, né di conseguenza con la resa greca della 70. Piuttosto occorre pensare che la forma sabachthani muova dalla radice aramaica shin bet kof, che per significato corrisponde all'ebraico Ain, Ze, Bet. Visto sopra significa lasciare, abbandonare.
La corrispondenza è di significato, non fonetica. Né linguistica, giacché la prima è parola aramaica, mentre la seconda appartiene all'ebraico biblico. Ecco allora che è venuta chiarendosi la situazione in cui si inserisce Gerolamo. Gerolamo dimostra di attribuire fiducia a entrambe le forme di traslitterazione dalla lingua semitica, le quali non sono due varianti ebraiche, ma due varianti semitiche, l'una ebraica mentre l'altra aramaica. Schierarsi con l'una e con l'altra non comporta di dare un diverso significato alle parole di Gesù, infatti entrambe significano allo stesso modo lasciare, ma comporta di prendere posizione sul fatto che Gesù in croce abbia parlato ebraico, la lingua solenne della liturgia, o aramaico, la lingua corrente della conversazione e dei sentimenti. Il riscontro che luoghi diversi della produzione del santo attestino forme concorrenti di un unico originale depongono a favore di una sorta di recensione aperta in materia di traduzione. A parità di significato, l'ispirazione che percorre le pagine scritturistiche conosce la libertà del caso. La traslitterazione Zaptani di Gerolamo si giustifica con la prosecuzione della facies aramaica dovuta a influenze di tipo targumico-midrascico, quando invece la più solenne forma Sabactani, attestata anche dalla maggior parte della tradizione del Vangelo secondo Matteo, prosegue l'originale ebraico. Ambe due sono forme che sono state lambite dall'ispirazione dell'agiografo in contesti e tempi diversi, quali sono le temperie dell'Antico e del Nuovo Testamento. Un secondo e completamente diverso caso merita di essere velocemente accostato. Talitta cum ho meterveneum, omenon to coration soiligo ege. Questo luogo è riferito da Gerolamo al numero 7 della citata lettera 57, facendo astrazione da minori adattamenti fonetici. È rilevante osservare quanto Gerolamo osserva in proposito. Legimus in Marco dicentem Dominum, talitta cumi statimque subiutum quod interpretatum puella tibidico surge. Come si vede con chiarezza, Gerolamo scrive cumi in luogo di cum. La variante è decisiva perché dà senso all'intera pericope. Cumi e cum sono morfi omoverbali della stessa radice cof, wow, mem, giacché la prima forma è un imperativo femminile mentre il secondo è un imperativo maschile. Gerolamo, scrivendo cumi, prende posizione a favore di una lezione che ha un punto a favore e un punto contrario. Contrario è il fatto che, sebbene testimoniata dai codici, questa lezione sia recisamente minoritaria. Essa infatti è tradita dai codici Aleph e Tet, oltre che a tanti testimoni, ma si tratta di testimoni che, quando anche antichi, come nel caso dell'Alessandrino, non ne c'erano per qualità testuale. Il punto a favore di cumi, invece, nell'accordo di genere che questo imperativo femminile presenta con il soggetto femminile. E contrario, la lezione cum presenta un evidente caso di sillessi, soggetto femminile, verbo maschile, il che non è estraneo al genio delle lingue semitiche considerate nel loro complesso, ma da cui l'ebraico biblico, nella sua austera solennità, cerca persone di rifugire. La questione è molto rilevante, perché non riguarda solo l'ordine grammaticale, ma interseca anche il piano del significato. Infatti, Gerolamo cita questo passo in quanto è sollecitato dal fatto che l'Evangelista inserisca una sorta di glossa esplicativa, quod interpretatur puella tibidico surge, in cui il sintagma greco soilego sembra non avere corrispondenza nella lettera semitica, quasi fosse un'aggiunta. Tutti questi elementi trovano una risposta molto semplice e confluiscono in unità se si considera la vera differenza che distingue cumi e cum nel nostro passo. La forma
con accordo di imperativo femminile, quella che Gerolamo sceglie, è tipica dell'ebraico, che nella sua delicatezza è lingua attenta a questi fenomeni di concordanza. La forma non concordata, cum, invece, è tipica piuttosto dell'aramaico, che, in quanto lingua dell'uso, spesso estende il maschile anche al femminile, soprattutto se si considera che l'uso spesso non marcava le vocali finali di parola tanto da far coincidere come originariamente distinte. Come nel primo caso significato, scegliere una delle due varianti comporta di prendere posizione sull'originale semitico. Esso deve essere inteso come ebraico o aramaico. La lettera 57, anche in questo secondo caso, propende per la solennità maestosa dell'ebraico, e questo reca con sé un'altra conseguenza rilevante, altrimenti destinata a restare senza giustificazione. La glossa che è contenuta nell'Evangelista e che Gerolamo traduce quod interpretato quella tibico surge non è infatti gratuita, ma si origina, come nota con fidenza il Santo, da ragioni di enfasi, enfaticosa. Ma questa enfasi in che cosa consiste? Non certo nella scelta lessicale, né nell'ordine frastico dell'originale semitico, bensì proprio nella scelta di impiegare l'ebraico nell'interno dell'uso parlato della lingua, otalis, all'aramaico. Sarà per dire così, un'enfasi idiomatica, non semplice. Gesù usa quindi l'ebraico della formula che risuscita da vita, mentre il resto della fase orale doveva essere in aramaico come invalso nella pratica. Sarà quindi determinante osservare che quando Gerolamo dice Gesù ha parlato in ebraico non intendeva contrapporlo al fatto assurdo che nostro Signore avesse anche parlato greco, il che non è mai stato, bensì contrapporre l'uso dell'ebraico a quello dell'aramaico, con tutte le conseguenze del caso. Avviandoci alle conclusioni, potremmo rimarcare che è patente che il recupero della ebraica veritas chiede di essere connotato in modo più ampio ed elastico di come spesso sia stato impostato con stratificazione idiomatica, che ebraica vale a dire semitica, comprendendo sia l'ebraico stricto sensu sia l'aramaico nelle rispettive differenze. Contestualmente, le riprese dell'ebraico dell'antico nel greco, nel Nuovo Testamento e della 70 traduzione ispirata mostrano che il carattere dell'ispirazione trapassa da una lingua all'altra non solo con rispetto all'ordo verborum e ai singoli verba, ma anche nel rispetto di elementi soprasegmentali come l'enfasi. Quanto alla traduzione, lo Spirito ha prima parlato ebraico e poi ha parlato greco e si accingerà a parlare latino con Gerolamo, secondo quel carattere di libertà che è tipico di ogni pluralità, così come plurale è stato il messaggio dei Vangeli, un unico messaggio ma secondo 4 voci diverse. Ecco allora che Gerolamo mostrerà a tal proposito tutta la sua consapevolezza scrivendo con tono epifonematico al numero 7 dell'Epistola 57 Sermonum varietas spiritus unitate concordat. La verità è unica, ma si dice in molti modi, e la traduzione, se vuole essere anche traduzione dello spirito connesso alla lettera, dovrà sapersi adattare a tutte le sinuosità dell'originale, come morbidamente un peplo di fidia scopre e ricalca tutte le forme delle sottostanti effigie di Atene. Grazie.